Direttivo provincia di Treviso, sono meno di 11 mesi che siamo in carica, vero amici? E sono stati 11 mesi intensi dove di evoluzione ancora che sta avendo questo. Assicurati dei vini dimenticati, caratteristica simile che li rende poco attrattivi. Sono due vini molto tannici, molto strong, molto severi, molto austeri e tannici. Ho inventato le microsaginazioni, naturalmente qui ci sono dei sommelier diplomati dell'amore, della perugna, un'espressione in termini generici, vari film, non profilare, due vite, puntate e anche in bottiglia, per noi molto questo vintage di maggiore capacità di rotazione del corpo, più maggiore per l'obiettivo è quello. Buona intensità, ma c'è anche una certa nota terrosa di sottobosco. Io con macerazione sulle foce di 14 sanguigna, oscurare l'ormai l'esaurimento molto vivo. Potrebbe essere maturo. Moschioni proviene da una famiglia di contadini. Approcciatelo immediatamente, dategli l'ossigenazione dinamica, fate in modo di dargli l'ossigenazione. Come si usa dire oggi anche c'è quella nota Napoli di Sagrantino, l'impiccagione, Napoli Sagrantino. Mi gira di pensare che Sagrantino molto con densità molto più vertiginose di tutti i 5-6.000 ettari. Non dico salato, ma senti davvero un sapore interessante. Io ovviamente sono qui di passaggio, ho cercato di restare in incognito semplicemente per non scoperta i tre precedenti rispetto a due mondi completamente diversi, che però alla fine ci raccontano anche delle storie dal punto di vista degustativo che hanno un filo conduttore, no? C'è un diritto, perché i vini prima di tutto bisogna venderli, quindi anche scoprire, farete pensare anche ad una gioventù di questi vini. Mariuccia ha detto bene, ogni bottiglia è assolutamente una scoperta. Nel terzo è straordinaria questa ricerca dell'equilibrio, che negli altri è più costruita, in questo probabilmente più spontanea, più dettata proprio da come il vino è stato concepito. Approcciarsi a un vino biologico, biodinamico. È un'azienda, è la più antica azienda di Montefalco. Io la rapporto sempre a una musica, cioè un'orchestra che suona, in cui ogni strumento è in stato di grazia e ti dà tutta questa sinfonia. Il lavoro del produttore ed è il fatto che qualche volta dobbiamo sapere